Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa live pomeridiana di Reni J. Seconda parte per quanto riguarda questa cartellina. Abbiamo già visto nella prima parte, per chi si è perso la prima parte, vi invito ad andare sul mio canale YouTube dove la trovate completa. La prima parte, una bella live, quindi un bel filmato bello lungo, dura circa un'ora e mezza, in cui abbiamo visto una prima parte di ciò che contiene questa cartellina, ok? E oggi è domenica 8 gennaio 2023, domani ricominciano le scuole, domani ricomincia praticamente tutto ciò che avevamo interrotto per le vacanze di Natale, ok? Quindi niente, praticamente dobbiamo continuare a vedere ciò che contiene questa cartellina. Quindi io già vi ho detto, scusate, volevo accendere il presepe, tac, acceso il presepe, non so, l'intenzione è quello di tenere albero e presepe fino al giorno della Candelora, ok? E quindi il 2 febbraio, però vediamo, magari un po' prima smonteremo tutto, perché a me piace tanto vedere questo presepe acceso, funzionante, ci ho rimesso l'acqua da tutte le parti, quindi ok. Allora, bando alle ciance, sono le 17:18, quindi le 5:18 di pomeriggio di questa domenica 8 gennaio 2023. E dobbiamo andare a vedere questa cartellina. Già ve l'ho detto nella prima parte, io saluto tanto i miei genitori, mia mamma, mio papà, me la regalò mio papà alla fine degli anni 80 mi pare, e io fino al 94 l'ho incrementata, fino al 95 più o meno, e poi la misi dentro un armadio e lì è rimasta da quegli anni lì fino a quando l'ho riaperta in live un paio di giorni fa, ok? Quindi andiamo avanti, andiamo a vedere cos'altro contiene e speriamo di finire con oggi di vedere ciò che contiene. Allora, già sapevate, io ce l'ho lasciati dentro, ovviamente, questi, gli adesivoni di Radio DJ. Ciao Conci, benvenuto. Allora, prendo 2 minuti per dire a tutti quelli che ci guardano che alle ore 18 su Twitch, canale Conci DJ, c'è una bellissima live, come tutte le domeniche, dedicata alla musica, quindi con la selezione bellissima di Conci DJ dallo studio sito in Roma di Conci DJ Home Studio. Conci DJ ci farà compagnia fino alle ore 20 con la sua musica. Io, se ho finito questa live, conto senz'altro mi troverete lì in chat, quindi diciamo possiamo andare a vedere tutti quanti su Twitch, canale Conci DJ dagli anni 80, quindi DJ vecchio stampo, che però non lo troverete con vinili, cose. Lui ovviamente è un DJ che si è evoluto con il tempo e quindi adesso usa una bellissima Denon Prime 4 o uno delle altre console o CDJ che ha, poi ci dirà. Normalmente la fa con la Prime 4 la live, ok? Allora, quindi questo abbiamo visto nella prima parte che è un contenitore di adesivi e ce ne sono talmente tanti. Questo è un contenitore vuoto che me lo tenevo per metterci altre cose. Andiamo a vedere per esempio questo, guardate, questi sono degli anni 70, adesivi anni 70, ok? Questi sono i Kiss, questo lo riconoscete, Jimi Hendrix, guardate, Lou Reed, Pat Metheny pure c'è sta, no, Patti Smith, Bob Dylan ed Elvis Presley. Di qua guardate c'è pure Pupo, ci sono tutti e 4 i Pooh. Questi sono tutti prismatici, cioè più che prismatici sono a specchio, diciamo. Non so, quelli prismatici sono quelli a specchio. Guardate che belli questi adesivi. Allora, Conci, questa era una cartellina che mio padre negli anni 80 faceva rappresentante di stickers, di adesivi, quelli che poi in secondo momento vennero chiamati stickers.
Guardate un po'. Dino Zoff. Quest'altro c'è scritto Antonioni, sì, avevo letto bene, Antonioni, guardate. Guardate, questi sono prismatici, vedete che sono tutti fatti a quadrati? E i quadrati riflettono differentemente la luce a seconda di come io metto l'adesivo. Questa è una collezione di adesivi, penso che su YouTube sono l'unico che ha una collezione del genere. Non penso ci sia altra gente che ha una collezione del genere. Ok? Allora, già ho fatto vedere, però guardate, questi me li ero fatti io, come già vi ho detto, vi ho fatto vedere che dietro c'è lo scotch piegato a metà, quindi questi sono tutti perfetti, questi adesivi. Galaxy Express 999, Van Allen, l'adesivo originale di Porta Portese, adesivi originali di Goody Music, anche questi come quelli di Remix che abbiamo visto nella parte 1, potevano essere utilizzati come centrini di quei vinili White Label che parlavamo nell'altra live, nella parte prima. Ok, qui c'è Topolino addirittura, i Queen, i Pink Floyd. Questi si attaccavano praticamente dovunque uno voleva. Molti se li attaccavano sui giradischi quando andavano a fare DJ, oppure sulle valigette contenenti i vinili. E io vado avanti facendo vedere un po' tutto quello che capita. Altobelli, Bertoni, io questi me li sono messi tutti quanti bene, vedete? Dentro a queste cartelline, quando mio padre me li lasciò, perché questi stavano dentro dei cataloghi tipo questi. Questo è un esempio di catalogo. Mi metto un po' più lontano, se no vabbè, posso pure alzare leggermente, no, però se alzo leggermente poi non si vede lì, vabbè, facciamo così. Ok, allora questo è un catalogo di adesivi per le vetture, ok? Quindi qui c'erano le vetture, che c'è, le macchine Abarth 2000, tutte le varie cose, e poi anche per le Vespe, vedete qui c'è disegnata la Vespa. le barche, c'erano adesivi, guardate la pubblicità anni 80 dell'Arbre Magique, Pino deodorante, Pino Fresh, pubblicità anni 80. Guardate, questi erano sempre, questi sono i parasportelli, vedete? Un po' di tutto c'era, e adesso andiamo proprio negli adesivi, vedete? Qua c'è un esempio, alcuni l'abbiamo visto, vi ho fatto vedere già la volpe l'abbiamo già visto, abbiamo visto il paperotto che c'era, vedete? Mi pare pure il cane vi ho fatto vedere, questo qua, il cane l'abbiamo visto, c'era, perché adesso con gli altri che già abbiamo visto li ho messi da un'altra parte di adesivi, e quindi non ve li posso più far vedere. Guardate, qua c'è Bob Marley, ci sono un po', guardate, Claudio Cecchetto c'è pure, Alain Delon, guardate un po' Claudio Cecchetto e Alain Delon, i Beatles, guardate che belli che sono, ma sono veramente veramente belli. Qua poi ci sono, queste sono pagine dimostrative, tutti i font con le lettere, tutti i disegni che c'erano, tra cui si poteva scegliere il relativo adesivo. E come vedete i portaadesivi erano esattamente questi. Se noi andiamo a vedere, vedete? Sono esattamente quelli. Ed erano adesivi campionari. Guardate che bello. Questi già l'abbiamo visti, quelli di Snoopy, di Charlie Brown. Ok? Quindi sono molto molto belli da vedere. Qui ci sono tutte le varie marche, che è Rally, Fiat 131, Fiat Ritmo, Fiat 127, Renault, auto bianchi, guardate il logo auto bianchi, che la Y10 era auto bianchi,
qui li vedrete sicuramente meglio. Questi sono gli originali, adesivi originali, Benelli, Yamaha, Honda, Kawasaki, Fiat, Renault. Guardate che belli. Questo è un bellissimo catalogo. Qui andiamo avanti, sempre le marche, e questi sono gli adesivi originali, Ford, Lancia, Alfa Romeo, Turbo, sempre prismatici, questi sono tutti prismatici, sono tutti molto belli da vedere. Guardate, Garelli, Moto Guzzi, Vespa, e qua abbiamo Gilera, Vespa 50, il logo della Piaggio, eccolo qua. Troppo forte sta roba. Andiamo avanti, qui sempre espositori, vedete? Espositori, altri espositori con adesivi di altra grandezza. Ovviamente qui vediamo anche Abarth, il simbolo dell'Abarth, e c'è sta tanta roba. Qua ci sono alcuni, chiamiamoli così, scudetti, anche addirittura limite a 60 all'ora, Alfa Romeo. Il logo mi pare che è cambiato adesso dell'Alfa Romeo. Vecchio logo Fiat. Guardate, il vecchio logo della Fiat. No, ma sono veramente belli. Io mi metto un po' lontano, così anche la luce che ce l'ho sopra viene riflessa bene e si può vedere bene di che cosa stiamo parlando. Guardate che belli questi. Sunshine. Qua c'è scritto Sunshine, c'è la N, La N non si vede bene, ma c'è, perché è bianca su bianco, ecco, forse così la vedete meglio, vedi? Sunshine 82 NA Napoli, RN8 SA2, vedete? Sono veramente belli questi adesivi. Altri adesivi, questa volta è negativo, sfondo nero, scritta bianca, questa pantera ce l'ho, mo la andremo a vedere, l'aquila pure, i cavalli l'abbiamo visti, il cane l'abbiamo visto, la pantera la dobbiamo ancora vedere, ci dobbiamo arrivare. Qua ci sono pure, vedete, Fiat Abarth, Alitalia, John Player Special, il simbolo dell'Italia, la I, il quadrifoglio, la bandiera italiana, e poi qui altri adesivi, vedete il panda, il paperotto e il cane. Andiamo avanti, vedete qua sempre bandiere italiane, scudetto italiano, tutto ciò che riguarda l'Italia. E poi c'erano questi qua che erano degli adesivi però cicciottelli qui sopra, non mi ricordo come si chiamavano questi, però sono bombati, non sono piatti, qua sono bombati, sono carini, c'è anche il simbolo di Playboy, come vedete, simbolo dell'Alfa Romeo, e si vendevano in questo espositore qui, vedete? Guardate che belli che erano. E poi c'erano anche i nomi di persona, e questi anche sono belli bombati, qui si potranno usare anche come portachiavi, vedete, c'è anche Chiara, il nome di mia figlia, vedete? Guardate che bello, molto molto bello. E questo era un catalogo che era da vedere. Questo ovviamente non c'è neanche bisogno che vi sto a spiegare che cosa raffigura. Andiamo avanti. Questi me li metto tutti qua perché poi io fine diretta me li riordino. Questi sono i Rockets. Questo si è un po' rovinato qua. Allora, andiamo avanti. Ecco, qui pure li ho attaccati io, vedete? Sempre questi sono originali, hanno ancora il retro originale e l'ho messi con lo scotch a doppio. Videocar, Ciare, Manfilter, vedi, Ciare erano ovviamente impianti audio per macchina.
00140, questa è roba che mi sa che non ci stanno neanche più, tutte cose che non esistono più secondo me, Allora, direttamente in live io metto a posto alla meglio. Questo è il grande Julio Iglesias, ma guardate che sono cose veramente penso di avere solo io oramai, Camel Trophy 87. Chi è che non si ricorda il Camel Trophy? Camel Trophy 88, vedete? Camel Trophy 87, Rally Sport School. Ma guardate che sono veramente, è una collezione secondo me che sono l'unico, non penso ci sia qualche altro matto come me che ce l'ha, una collezione del genere. Allora, andiamo avanti. Ecco, questi sono degli esempi di font che si possono avere prismatici, vedete altri font, ma questi si possono utilizzare perché stanno su una carta speciale e quindi che sono utilizzabili al 100% questi adesivi, ok? Guardate che belli che sono uno spettacolo. Andiamo avanti. Oh, questi mi sa che ce l'ho aggiunti io e andiamo a cominciare a vedere un po'. Allora, adesso io questi qua ve li levo, quelli che posso togliere, e ve li faccio vedere perché questi normalmente non si vede niente, però se li mettete così sono tutti colorati e si vede. Vedete, questo rappresenta un uccello, dietro c'è un albero e sono quelli veramente prismatici, tra l'altro anche 3D. Ve ne faccio vedere qualcuno, ma sono bellissimi. Questi sono l'orsetto, vedete, se io ve lo metto così magari qualcosa, però normalmente non si vede niente a specchio. Poi se lo guardate da un'altra angolazione si vede tutto, vedete gli orsetti, e questi riflettono la luce e diventano tutti colorati, solo che con la telecamera non si riesce a rendere. Va bene? Guardate, questo è un alieno, ora vi faccio vedere l'alieno. Ecco l'alieno Torque, vedete l'alieno Torque, spettacolo, molto molto belli questi adesivi. Vi sto facendo vedere sempre. Questo mi sa che è un altro alieno, Legatar. Purtroppo questo non ve lo posso far vedere tutto insieme, ma a pezzi. Magari eccolo così. Legatar. Guardate che roba, Guardate questo. È bello che dietro non c'è scritto nulla, Dietro è bianco. Allora, questi li vendevano in edicola, me lo ricordo benissimo. Li vendevano in edicola. Insieme pure ai tatuaggi. C'erano i tatuaggi che si facevano con l'acqua. Mi ricordo molto molto bene i tatuaggi che si facevano con l'acqua. Vediamo un po' se vi riesco a far vedere anche questi altri tre. Sì. Come no? Questi sono due canguri. Vedete che sono tutti colorati. Adesso ve lo riesco a far vedere. Sono tutti colorati, sono bellissimi, Olele. Guardate questo. Sono molto molto belli, magari un po' piccolini questi, ma sono belli. Andiamo a vedere se riesco a prendere questo, perché li devo prima scollare dalla plastica sopra. Eccolo qua, guardate che bello.
tutto colorato, ok, questo se c'entra lo metterei qua, questo lo mettiamo qua così, e qui vabbè ce ne stanno altri, guarda, ce ne stanno questi dei pesci, scorpione, questi sono i Fantastickers, vedete, Fantastickers già l'abbiamo visto nell'altro episodio, qua ci stanno i segni zodiacali, 23-10, 21-11, il mese e il giorno del segno zodiacale. Qui è arrotondato, vabbè. Poi ci stanno questi altri che sempre li vendevano in edicola, quello del ciao, vabbè, questo è Porta Portese, e qui ci sono i pesci, Capricorno e Toro. Vabbè, questi ve li faccio vedere così. Ok, e questo espositore, aspettate, così mi metto bene, mi organizzo. Oh, andiamo avanti, vamo, adesso vi faccio vedere. Ah, guardate qua che belli. Allora, questi sono tanti, tutti uguali. Questi sì, hanno l'adesivo davanti, sul davanti si attaccano. Coral Electronic CE. Questi ce ne ho diversi, vedete? Coral Electronic. E questi si stacca da davanti e si attaccano, poi si stacca pure il dietro, però non sono adesivi dietro, sono adesivi sul davanti. Ok? Questi pure li mettiamo qua. Capirai. Questo è imballato, quindi non lo vado ad aprire. Questo è I Love You, vedete? I Love You, però è imballato, questo è un bel adesivo, vedete qui dietro c'erano tutti gli adesivi e c'è anche questo qui che ho comprato io, insomma, che ho io qui, sempre originale, I Love You, e questo è un cuore con la freccia, vedete? Ed è trasparente qua intorno, qua intorno è tutto trasparente, è rettangolare ma è tutto trasparente tranne appunto il cuore e la freccia che arriva qua. Ok, bello pure questo, molto bello. Allora lo mettiamo qua, prima di vedere questi che sono stupendi. Allora, fatemi staccare, andiamo avanti. Allora, qui ci sono invece le fasce laterali delle vetture. Questi vabbè, questi non lo so se riesco, sì, forse sì. Sì. Allora, vedete? Allora, questi si mettevano lateralmente alle vetture. Guardate che belli che sono questi adesivi ancora. Sulla portiera di dietro. Vedete, poi erano specifici per ogni tipo di vettura, perché erano tagliati apposta per metterli proprio precisi sulla vettura. Ok, quindi questi pure li metto via, vedete qua c'è un altro pezzo, vedete, questi erano tutti i vari pezzi che andavano poi attaccati sulla vettura che uno aveva scelto, quindi se era una Ritmo, se era una Panda, un 127, quello che uno aveva scelto. Bellissimo anche questi si mettono appunto sulle macchine. Ok, andiamo avanti. A proposito, io sono anche in live su Twitch e su Facebook, ok, quindi volevo vedere su Twitch se c'era qualcuno collegato su Twitch. Andiamo a vedere, non ho attivato la chat su Twitch, eccoci qua. Non so chi c'è collegato, mi dice che c'è uno spettatore, ma non so chi è. Ok, chiunque tu sia su Twitch, scrivi nella chat, così ti saluto in live. Guardate questi altri, Stevie Wonder, Pupo. Questi pure li mettiamo qua.
c'era un po' di tutto, questo è rettore, addirittura rettore. Beh, qualcuno si è un po' rovinato, guardate questo, l'adesivo dei Kiss. Alan Sorrenti addirittura pure, Alan Sorrenti. Ciao Congi, grande, allora mi stai a vedere su Twitch, ti sei traslocato armi e bagagli e te ne sei andato su Twitch. Guarda quanti ce n'ho di questi adesivoni dei Radio DJ, va. Guarda, io mo non lo so se hanno un valore, se non ce n'hanno, ma tanto sono grandi. Radio DJ Network. Guardate, io là dietro già ne ho messi due, ora ci metto pure questo, ce ne ho altri due, c'ho pure questo, ce n'ho un bel po' di questi, questi non si trovano facilmente perché così grossi non te li danno, ce n'ho altri tre, in tutto boh saranno una decina in tutto, guardate, questi sono altri tre, 1, 2, 3, sono altri tre. Vabbè, mo me li devo tutti sistemare. Questi sono tutti nuovi. Oh, mai usati. Eccone un altro, sempre che va sulle vetture. Un altro come quello che abbiamo visto prima. Questo però è nero, quell'altro era blu. Sempre prismatico, bellissimi. Ok, e lo mettiamo qua. Poi sempre prima di andare a vedere questi, che sono molto belli, io direi di andarci a vedere questi, così levo un altro coso. Allora, guardate che bello, cioè, questo è un espositore gigantesco, guardate, e qua c'è la scritta Lancia, Alitalia, Lancia, Fiat, Abarth, Fiat, Alitalia, bandiera, auto bianchi con la Y10 andava fortissimo, poi Alfa Romeo, Marlboro, bandiera dell'Italia, simboli dell'Italia, poi addirittura qui questa ce l'ho messa io perché era vuoto, poi c'è sta la bandiera dell'Italia, i quadrifogli che si usavano parecchio nelle vetture, portavano fortuna e quindi si usavano parecchio i quadrifogli, ok? Mo vi faccio vedere quest'altro, che spettacolo ragazzi, mamma mia che collezione. Allora, questi anche andavano negli anni 80, questi disegnati così, come ve lo posso far vedere, toro, bilancia, sono tutti segni zodiacali, vedete, pesci, leone, poi vabbè questi già l'abbiamo visti, Pink Floyd, Michel Bosé, Pink Floyd, Michel Bosé, questo è tutto i primi anni 80, ma anche questi, vedete? E poi ci ho aggiunto Goody Music, ce n'ho tantissimi di questi adesivi dei Goody Music, ce n'ho veramente tanti. Congi si avvicina alla tua live, invito tutti quanti ad andare a vedere la live di Congi. Allora adesso vi faccio vedere piano piano ravvicinato questi qua, questi sono molto piccoli, guardate, questo è il dito, questi sono molto piccoli, però proprio perché sono piccoli sono molto belli, si potrebbero attaccare ovunque, guardate che belli, ve li faccio vedere piano piano. La telecamera se sta un po' distante è Full HD, anche se io sto trasmettendo in HD solamente, sto trasmettendo a 720 perché il PC non ce la fa a rendere Full HD. Guardate che bello il serpente ve lo avvicino un po' di più, sia questo che quest'altro. Poi c'è sempre il paperotto, il cane, come vi ho detto, vedete il cane, c'è la pantera rosa, guardate la pantera rosa. Qui che sembra che non c'è niente, questi ce l'ho aggiunti io, qua c'è, vedete l'alberello, poi lì c'è diciamo una colonna, un uccello, vedete, e questi sono fatti tutti con i brillantini, bello, c'è pure il pesciolino, vedete, intorno questo picciolino c'ha tutti i brillantini, vedete, però ce li ha argento, colore argento.
Bello, poi c'è sta pure lo squalo pure andava parecchio, sto squaletto qua, eh. Non so se lo metto a fuoco, ma sto squaletto qua andava parecchio, ma veramente tanto. Così come, vabbè, il serpente, mi pare che il serpente ha ripreso un po' pure, il cobra, la palude del Caimano, Carlo Verdone, troppo forte, no? Questo che è? Guardate un po' che ho trovato. Ministero della Pubblica Istruzione, attestato. Guardate un po', leggete un po' con questi occhiali, non ci vedo. Renato De Vita, questo è Scuola Media Statale Guido Milanesi. Che so, che è il diploma delle scuole medie. Eh sì, eh. Ah, sono tutti e tre. 87, 88 e 86. Mamma mia che ho trovato, ragazzi. Questa, terza media, seconda media, prima media. Mamma mia che ho trovato. Nuovi. Che spettacolo. Questo mi ha fatto piacere ritrovarli qua dentro. Sono i miei diplomi, prima media, seconda media e terza media. Poi faccio vedere a mia figlia. Pure mia figlia ha finito le medie. Pensate un po'. Ah, stasera super... Conci, mi confermi che metti i vinili? Oppure sempre con la Prime? Chiedo, così ti faccio un po' di pubblicità. Oh, qua c'è un'altra di quelle strisce che vi dicevo, però è spettacolare questa, quindi se riesco, guardate, questa è veramente lunga, eccola, guardate, qua c'è scritto sport e si metteva sulla portiera, ok? Sport, e c'è pure quell'altra, no, questo andava in mezzo e basta, ok, sport. Poi andiamo avanti. Io vorrei finire perché domani alle 10 vi invito già da oggi per domani mattina alle 10 per una nuova live, non ve la perdete, perché riguarderà Reni Retro. Guardate, Fonocar, questo mo pure per farvelo vedere, vabbè, si vede, dai, si vede che c'è scritto Fonocar, ecco, lo metto così, Fonocar, almeno io da qui dentro al PC lo vedo, c'è scritto Fonocar, fammi vedere un po' se si vede. Ah, quindi Congi mi metti 45 giri in digitale, ok, quindi vedremo, sentiremo, ascolteremo una super classifica dei 45 giri, ovviamente mixati in digitale, sempre selezionati e mixati dal grande Congi DJ, ok? Allora andiamo avanti, questi sono lettere e numeri e alla fine qualcosa aggiunto da me, Paperotti, cose, questi l'ho aggiunti io, vedete? Helper, Paperotto, eccetera. E questo era il campionario A, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, Y, J, K, X, W, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ci sono tutti gli adesivi lì. Ok, questo vabbè, questo è messo qua così, ma sempre questo purtroppo è tagliato. Vabbè, comunque sempre un adesivo è. Ragazzi, qui non si finisce più, Vabbè, ora vi faccio vedere questo, va. Oh, escono altri adesivi di remix. Oh, qualcuno mi aveva detto ce l'ha l'adesivo Commodore. Ce l'ha l'adesivo Commodore. Assistenza Commodore Pati 80. Io mi pare che ci portai un drive. Pati 80. Vediamo un po'. Via Tuscolana 489, sì. Io ci portai il drive, il disk drive in assistenza da Pati 80. Ci dovrebbe essere sotto uno dei drive che ho del Commodore 64. Ci dovrebbe essere un numero che era il numero con cui io sono entrato in assistenza, il numero diciamo di cliente,
Guardate, One on One Network qua, Clarion, anche qui c'è scritto Clarion, Clarion, sono due adesivi distinti, Questi sono gli sticker, oh, guardate, questo è un adesivo di una discoteca. Windsurf discoteca, club privé, questo è di una discoteca. Guardate che roba. Poi, ovviamente, Datura, adesivo originale di Datura, questo me lo ricordo, non l'ho preso da Remix ma da Goody Music. Questo sta adesivo di Datura l'ho preso da Goody Music, ok? Poi qua sempre Clarion, Porta Portese, questo è Macrom, si legge benissimo, altro adesivo di Remix, Commodore, cioè, ma veramente qui ragazzi c'è la storia, ma guardate pure questo mi sa che l'ho fatto quasi tutto io, anche perché qua c'è Magic One on One, Radio DJ, Dance Music Magazine, poi Night Management, Energy, guardate. Questi erano tutti il Cucador, andavano tutti in edicola, guardate, Cucador, questo, il Panda Corciuccio, vedete, allupato con Lupo Alberto, il solito Paperotto, vedete? E anche questo è un raccoglitore pieno di adesivi, guardate che belli che sono, tutti anni 80, guarda, se arrivano agli anni 90, qualcuno degli anni 90 l'abbiamo visto, c'è, però la maggior parte sono tutti quanti originali anni 80. Guardate un po' qua, l'adesivo della compilation Monstruo, questo è un adesivo, ovviamente anche questo è un adesivo, ne abbiamo visto, ce n'ho tanti, e questo che ne so, Edoardo Bennato, Non disturbare, Gentleman, Piaggio qui sopra, Peugeot, Lancia, Ice Power, Winner, Algida, Ergelato quando uscì, Lurid, Vespa, qua c'è sta quest'altro che vendevano in edicola, guardate quanti ne so, l'occhio, quest'occhio andava tantissimo, cioè me lo ricordo, quest'occhio era, lo trovavamo dovunque quest'occhio. Ok, qui c'è un altro espositore che vi posso far vedere molto velocemente, perché qui ci sono soltanto tutti adesivi delle lettere, tra l'altro alcuni positivi qua sicuramente magari ci stanno, lì li devo rimettere, questi in negativo, perché questi sono scritti in scrittura nera su sfondo bianco e invece tutti quanti sono scrittura bianca su sfondo nero, mentre i numeri sono tutti quanti in positivo, 1, 2, 3, 4, quindi nero su bianco. Ok, ma questo è veloce, non so bellissimi da vedere, questi sono bellissimi da vedere, guardate un po', la ranocchia, il diavoletto, i cavalli che vi dicevo, i due occhi che vi ho detto andavano per la maggiore, guardate, scudetto dell'Italia, la tigre, vi ho detto c'ho anche la tigre, vedete, i tori, i due tori, destro e sinistro, guardate, Snoopy, i due leoni, eccoli i leoni che vi dicevo, eccoli qua, i due leoni, lo stemmetto della Ferrari, eccole le pantere, le due pantere, questo è il coccodrillo, simbolino di Playboy, la tartaruga, guardate che spettacolo, veramente veramente belli, uno più bello dell'altro questi adesivi, ma poi conservati perfetti, questi sono giganteschi. Allora vediamo un po' qua, SMAU 19-23 ottobre 2000, allora 3697, che cos'è questo? Tra l'altro pure autografato, tra l'altro non lo riesco a leggere questo autografo,
ma sta qui proprio per questo autografo. E qui la Blu, che era una compagnia telefonica, regalava delle tesserine, mi pare che ci stavano, qua si parlava in lire, 20.000 lire o 15.000 lire, e le dovevi attivare grattando questo numero, ok? Quindi ti davano delle tesserine che poi erano, tra virgolette, quasi usa e getta, e quindi delle SIM card che potevi, no, non erano delle SIM card, erano delle ricariche, delle tesserine ricarica. E io qua mi ero fatto, calcolate che lì allo SMAU, ottobre 2000, mi pare che c'era Paoletta accanto a noi, non mi ricordo. Comunque questo è un autografo. Mi ero fatto fare l'autografo da qualcuno che stava lì a presentare, che all'epoca non badavano a spese, Allora, mo cominciamo ad andare su quelli veramente belli. Questi sono giganteschi, è un espositore, ma questi sono tutti lunghi, sono lunghi quasi 1,5 m, 2. Questa è solo la parte che si vede. Vedete? John Player, Special, Sport, Rally, Turbo, Fiat Alitalia, Marlboro, Fiat Abarth. Questi neanche ve li... mi sa che ve ne levo solo uno, va. Ve ne levo solo uno, vediamo questo se riesco a levarlo, perché questi per levarli se sono attaccati, ecco, per farvi capire, questi vanno aperti così e così, guardate che diventano. Sono 1,5 m, sì, sono lunghi 1,5 m, Fiat Alitalia. Ma sono belli proprio questi adesivi, Fiat Alitalia, mo ve ne ho levato uno, ma vediamo un po' se riesco a rilevare pure Marlboro, ma poi basta, perché questi, no, Marlboro mi sa che non ci riusciamo, mi serve qualcosa, tipo un coltello, un qualcosa, perché si sono tutti attaccati qua. No, comunque non si sono rovinati, si sono solo attaccati. Vabbè, questi con un po' di calma si levano, insomma ve l'ho fatti vedere. John Player Special, Sport, Rally, Turbo, bellissimi pure questi. Mettiamoli sempre così, andiamo avanti. E adesso andiamo su quelli giganteschi, veramente giganti, che non so, queste sono per le vetrine. Vedete, sulle vetrine dei negozi. Macrom Car Equipment. Questo pure è adesivo sul davanti, Guardate quanto è grosso pure questo. Questo è un bellissimo adesivo gigante. Allora, andiamoci a vedere anche questo. Questo è ancora più gigante. Qua c'è scritto Fonocar. Fonocar, mi metto più lontano. Ecco. Forse così si legge meglio, no? Vabbè, questa è scritta bianca, trasparente, pure questo adesivo sul davanti, Fonocar. Bellissimo pure questo. Poi vi faccio vedere un attimino questo. Qua ci sono le lettere, degli esempi di lettere. Questi ultimi ovviamente ce l'ho aggiunti io. Comunque A, B, C, D, E, F, G, H, I. Aspettate che mi è andata via, esatto, la chat. Guardate un po', guardate un po'. Ok. Questo già vi ho raccontato la storia di questo adesivo. Proma, ce n'è uno ancora più grande. Ce l'ho di tutte le grandezze, questi adesivi da Proma. Vabbè. Questo già l'avevamo raccontato. Ah, ce ne sia un altro di questi. Macrom. Chiudiamo. Ok. E adesso ci stanno i miei preferiti. Allora, questo era il mio preferito in assoluto. Guardate che bell'aquila. Questa me la volevo mettere, poi non c'ho avuto il coraggio di usarlo. Davanti alla mia macchina, alla Clio, la mia prima macchina è stata una Clio acquistata dal grande Max. Lo saluto tanto. Grande Max, mi ha venduto la sua Clio, ci ho fatto una marea di chilometri con quella Clio. E niente, ci voleva attaccare questa. Poi non ce l'ho fatta. Questa pure, guardate che questi sono quelli giganteschi, sono quelli bellissimi, cioè guardate sta tigre parla da sola, guardate che bello, un adesivo così. Questo è tutto a specchio,
Vedete che riflette? Vedete? Vedete che riflette? Ora ve lo faccio vedere così. È tutto a specchio. E ci stanno pure la versione piccola piccola e la versione un po' più grande. Vedete? E non è solo questo, guardate la farfalla. Guardate che spettacolo la farfalla. Pure questo è tutto a specchio, vedete che riflette, vedete? Vedete che riflette? Spettacolo, spettacolo veramente. Guardate quest'altro. Il serpente, ma guardate che spettacolo che è. Guardate che roba. Ve lo metto così, sono giganteschi questi adesivi, sono proprio grandi grandi. Gli adesivi quando erano grandi costavano un sacco di soldi, quelli piccolini si trovavano da tutte le parti, ma cioè guardate questo. Ti è. Ve li lascio un po' di tempo così li riuscite a vedere meglio. Attenzione, sono passate le 6, quindi Congi è in live su Twitch, canale Congi DJ. Gianfranco, perdonami, io ci metto un attimo, finisco, tanto me ne mancano 3-4 da far vedere, così finisco e domani apriamo un altro argomento. Chiudiamo quello degli adesivi lì e ne apriamo un altro. Guardate che bello questo. Rimango un attimino in modo che così si vedono bene. Guardate, guardate, tenuti benissimo, sono nuovi, sembrano appena comprati. Guardate che bello. No, sono veramente veramente belli, non c'è niente da farsi adesivi, sono uno spettacolo. Guardate questo. Mamma mia che spettacolo, guardate che spettacolo. Questo è il drago. Questo lo posso mettere pure un po' più vicino, va. Che spettacolo, ragazzi. Il cane di Tom e Jerry, chiamiamolo così, dai. No, troppo vicino, viene tagliato. Ecco. Mamma mia. Il paperotto. Ok. E questo mi sa che è l'ultimo. L'aquila in tutte le versioni. Mi avvicino un po', la tiro un po' più su. Si dovrebbe vedere perfetta l'aquila. Bellissima. L'aquila la rimettiamo direttamente qui. Ok. Va bene. Allora, quindi niente, siamo riusciti, sono contento, con neanche un'ora di live, quindi con un'ora scarsa di live, a vedere tutti questi adesivi che sono arrivati dagli anni 80 fino al 2023. Oh, non è da poco, Vediamo un po' se io mi siedo qua, mi vedete bene, sì. Allora, quindi facciamo un po' un riassunto di quello che abbiamo visto, di quello che vi ho mostrato. Allora, negli anni 70 e 80 hanno cominciato ad andare per la maggiore questi adesivi che uno li attaccava ovunque, sulle macchine, sui motorini, sulle vespe, eccetera, e si trovavano un po' dappertutto, diciamo, non solo
nelle edicole, nelle tabaccherie, nelle cartolerie, c'erano un po' dappertutto questi adesivi. Ovviamente, diciamo, se uno lo voleva attaccare, diciamo, sul cofano di una vettura doveva prenderne uno abbastanza grande, altrimenti, che ne so, se uno voleva attaccarlo su un motorino bastavano anche quelli un po' più piccoli, vedete, quindi di uno stesso adesivo venivano fatte diverse dimensioni, piccolo piccolo, questo di dimensioni medie, capito? E quindi, diciamo, questi adesivi andavano tanto, soprattutto sono andati anche negli anni 80, dove anche quelli piccoli venivano attaccati anche sui diari di scuola, o non lo so, da tutte le parti, sui Walkman. Sul Walkman uno ci attaccava, che ne so, l'adesivo Sony, TDK, quello che ti pare, e quindi andarono per la maggiore. Poi quanto più erano belli, ovviamente, più facevi figura. Guardate, questo drago è qualcosa di spettacolare, E comunque niente, è una collezione a cui io sono molto affezionato. Come abbiamo visto nell'altro episodio, io l'ho portata avanti, ho tutti gli adesivi di diverse radio, l'adesivo di Rai International, un sacco di adesivi di tutti i tipi, parecchi di Radio DJ, Albertino. Gli adesivi mi sono sempre piaciuti, quindi sono contento che diciamo, ho portato qui a casa. Adesso troverò un posto dove conservarli e dove, diciamo, non si rovinino, in attesa non so di che, perché poi alla fine non so neanche il valore che possono avere questi adesivi. Di sicuro non è tanto, perché sono adesivi, in definitiva non so niente di speciale, però non so chi altro c'è come me che c'ha una collezione del genere, non saprei come dargli un valore, non lo so. Comunque fa parte delle migliaia di cianfrusaglie e devo pensare a che fine fargli fare in questo 2023. Vedremo quello che succede. Io cercherò di fare live tutti i giorni, perché ho talmente tanto materiale che mi fa piacere vederlo insieme. Io qui come pesco bene. Guarda, mo mi è capitato per le mani un CD di la Mu, il CD della Mu, ma mi capitano tutte queste cose. Io qui c'ho la storia, come mi muovo c'è storia qua, perché come mi muovo io mi capita, ecco, un dischetto del Commodore 64, Music Disc 3, Inter Laser Pictures from Amiga, boh, chissà se funziona. Questo era un TDK M2D, guardate che spettacolo, TDK, vabbè, floppini ce n'ho a migliaia pure di questi, migliaia e migliaia. Comunque adesso nelle prossime live, io nella settimana prossima farò 6 episodi di uno stesso contenitore, come ho fatto questo, che era parte 1 parte 2 di che cosa contiene questa cartellina arancione. Prima ancora ho fatto Grazie Andrea in 5 episodi, mi pare, quanti ne sono venuti, per ringraziare Andrea di ciò che mi ha dato durante il mese di dicembre. E niente, quindi da domani cominceremo, penso saranno 6 episodi, no 5, 6 episodi, 6 episodi che sono dedicati tutti allo stesso argomento. Quindi magari non saranno lunghissimi, saranno 6 episodi da una mezz'oretta, però mi fa piacere dedicare una mezz'oretta e farne, diciamo, una miniserie, chiamiamola così, una miniserie in 6 episodi. Allora, in chiusura di live, poi quando ho chiuso la live mi vado a sentire Congi DJ con la sua bellissima musica. In chiusura di live vi ricordo di visitare il mio sito www.classe74.it. Da quel sito potrete accedere a tanti prodotti in vendita su Amazon, magari di più difficile reperibilità sul sito. Quindi ho cercato di dare un ordine a tutti i migliaia di prodotti che sono dentro questo grandissimo bazar che è Amazon, che ha milioni e milioni di prodotti in vendita. Quindi tra questi io ne ho selezionati alcuni divisi per categorie, e quindi lì trovate le varie categorie di prodotti che potete acquistare. Vi invito ad unirvi a Waveful, c'è il link in descrizione. Unitevi al social network tutto italiano molto simile a TikTok che si chiama Waveful. Quindi c'è il link in descrizione, cliccate il link, vi scaricate l'app sul cellulare
e vi unite alla nostra famiglia di Waveful. Io sono molto attivo su Waveful, sto pubblicando un sacco di roba, quindi un sacco di immagini, foto, video, chi più ne ha più ne metta. Li sto pubblicando soprattutto su Waveful e non su TikTok, anche perché su TikTok non sono riuscito a pubblicare foto fisse, mentre su Instagram ci sono invece le foto dei vinili, prettamente al 90% sono foto di vinili e video di vinili, quindi su Instagram tratto parecchio il vinile. Su TikTok cerco di fare un po' tutto, mentre su Waveful c'è la possibilità di dividere in argomenti, in quelli che vengono chiamati tsunami, quindi in gruppi, le varie passioni. Quindi clic nel link in descrizione, scaricatevi l'app Waveful e iscrivetevi a Waveful. Vedrete che è molto divertente, più divertente di TikTok, perché TikTok non ha un ordine, sta tutto mischiato lì dentro, mentre su Waveful, grazie agli tsunami, voi potete iscrivervi agli tsunami che vi piacciono e vedrete solo i post che vi piacciono. Ok? Andate a vedere starwarsstore.it, il sito dedicato a guerre stellari, alla galassia lontana lontana, a tutti i prodotti, a tutte le serie, gli spin-off che ci sono, che girano intorno alla galassia lontana lontana. Non meno importante è Legolando.it. Legolando.it riguarda i Lego, tutti i vari set di Lego, quelli che io consiglio, quelli che secondo me sono i migliori, trovate un po' tutto su Legolando.it. C'è un altro sito che si chiama renijstore.it, che è dedicato alla musica, a quella che è la mia più grande passione, ok? La musica. Quindi lì troverete i giradischi, le console per DJ, casse, attive e passive, amplificatori, eccetera. E chi più ne ha più ne metta, renijstore.it. Da renijstore.it, oppure digitando direttamente il mondo del vinile.it, accedete a quest'altro sito che vi mette a disposizione, ordinati per tipologie, i vinili in vendita su Amazon, quindi i dischi 33 giri, su Amazon c'è pure qualche 45 giri, qualche mix c'è su Amazon, e sono lì tutti ben divisi, musica italiana, vinili colorati, vinili picture disc, diciamo sono tutti belli divisi e ordinati. Ok? Detto questo, vi do appuntamento alla live, spero, ma qua al 90%, domani alle 10 andrò in live per questa live che vi ho detto, primo episodio di questa nuova serie, e quindi niente, vi saluto, sono le 6:15, 18 e 14 minuti di questo 8 gennaio 2023, oggi è domenica, domani ricominciano le scuole, qui c'è sempre il presepe, un saluto da Reni J, ci vediamo quanto prima, quasi sicuramente domani alle 10, ok? Giusto il tempo di riorganizzare la sigla finale e poi ci salutiamo, ok? Io vi ringrazio di essere stati con me, ringrazio chi vedrà questo video in differita, se volete mettere un like è ben gradito, se vi volete iscrivere al mio canale iscrivetevi, attivate la campanella perché normalmente è l'unico modo che avete per sapere quando io sto online. Io normalmente non faccio video registrati, li faccio tutti quanti in live e li trovate tutti quanti su YouTube. Sul mio canale YouTube ci sono tutti quanti i video che io faccio, tutte le live, tutte quante pubblicate lì e rimarranno lì, ok? Grazie mille, vi saluto, andiamo tutti a sentire Congi DJ su Twitch, grazie.